Ciao a tutti, allora recensione di questo asciugacapelli Remington che ho comprato per mia figlia che andrà in piscina, userà un asciugacapelli da sola. La spina vi dico subito che è un asciugo, quindi se avete spine bipasso vi consiglio di comprare un adattatore asciugo. Allora, parliamo dei materiali, ovviamente essendo un prodotto molto economico risulta subito plasticoso, tutto il plasticoso ma molto, diciamo, ma ben fatto, diciamo, plasticoso ma ben fatto. Ha il beccuccio removibile davanti, insomma, il beccuccio diffusore removibile. L'assorbimento, allora, è effettivamente circa 2200 watt, l'ho misurato con il wattmetro, quindi è una buona, anzi direi anche un'ottima potenza, anche un bel calore, quindi riscalda tantissimo. Per quanto riguarda invece i tastini, ha le doppie velocità, quindi 0, 1 e 2, e poi le tre velocità di riscaldamento. La prima ho visto consumava 600 watt, la terza 2200 circa e poi il tasto freddo. Quindi comunque è un prodotto economico, però che mi sento di consigliare, vedremo poi alla lunga quanto durerà. Super sèche-cheveux, franchement, je suis content de mon achat. Il chauffe super bien. Moi, j'utilise surtout le chaud. Niveau bruit, il fait un peu de bruit quand même. Je vais vous montrer. Voilà, ça c'était au minimum et au maximum, par contre, il fait vraiment du bruit. Mais sinon, franchement, à part le bruit, vraiment, il chauffe rapidement. Il souffle assez fort. Franchement, je suis vraiment content de mon achat. Pour le prix, je suis vraiment content.